Ci avete preso gusto voi a fare questi video, è vero, mi sa che dobbiamo un po' smetterla perché 1, 2, 3, 4 non è possibile. Ormai siamo entrati in un vortice che ci ha convinti anche a continuare invece su questa strada, perché vogliamo lasciare anche un segno sulla musica siciliana, e quindi ci teniamo a ribadire che non ci fermeremo solo a questo, perché, ripeto, è molto bello portare in video e in immagini un po' quello che noi sentiamo e giocare con i colori, giocare sui sapori, giocare sulla sicilianità, sui personaggi che sono ricchi e arricchiscono questa terra. Quindi siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, anzi ti preannuncio già che sarà a gennaio, uscirà un altro videoclip, quindi ne vedrete ancora delle belle. Anteprima di presentazione di questo nuovo videoclip, qual è la storia di questa canzone? Allora, oggi siamo un po' tutti afflitti dai problemi. Noi abbiamo portato in chiave ironica, perché comunque è una tarantella rock, un brano sperimentale, se così vogliamo, cioè realizzare una tarantella rock, perché ci sono comunque i passi della musica folcloristica, proprio si può ballare anche a livello gruppo folcloristico, però accompagnato da delle chitarre in distorsione che rendono accattivante ancora di più il brano. Abbiamo voluto giocare appunto portando in scena alcuni disagi, alcune situazioni anche spiacevoli, ma in modo sempre ironico, e attenzionare un po' quelli che sono anche i problemi. Bene, con noi c'è anche il regista di questo video. Come si sono comportati questi Calandra e Calandra nel girare le immagini? Terribili proprio. No, invece io mi sono molto divertito, devo dire, perché ho trovato intanto il loro un saper prendersi in giro, cioè la voglia proprio di sottolineare magari i difetti che abbiamo noi siciliani, far notare in chiave ironica ovviamente quali potrebbero essere le aspettative di ognuno di noi, e che purtroppo per un insieme di circostanze li boicottiamo, o comunque non li osserviamo, non ci facciamo caso o non ci vogliamo fare caso a questa situazione. Quindi lavorare con i Calandra per me è stata veramente un'esperienza nuova e soprattutto ha fruttato. Ho voluto fortemente dichiararlo a questa emittente televisiva, perché proprio ho deciso, non voglio più vederli né salutarli, perché mi hanno, almeno per 15 giorni, distrutto la mia vita relazionale, privata, mi hanno completamente proprio raso al suolo. Intanto mi sembra doveroso parlare di Scotola Scotola, che è un brano ironico, un brano che noi sicuramente aspettiamo un grande successo sia a livello video, e vi invito già ad andarlo a guardare su YouTube da domani in poi, e sia a livello brano, per cui grazie. Poi per il prossimo ne parleremo più avanti.